Silvano Fumei, nuovo presidente del Rotary di Montebelluna. Buonasera, appunto ho preso questo incarico, questa responsabilità. Prima di tutto un ringraziamento a Maria Laura Zizza, che è stata la presidente dell'anno precedente e che mi ha lasciato una ottima eredità e un ottimo lavoro da portare avanti. Quest'anno il Montebelluna si concentrerà principalmente sui service di carattere sociale. Stiamo infatti cercando di deliberare una cifra importante da destinare ai buoni acquisto, buoni spesa, visto proprio per far fronte a questa emergenza creata dal Covid-19 che sta colpendo un po' tutta la cittadinanza e tutta la popolazione. E poi continueremo con i nostri soliti service di supporto ai ragazzi delle scuole, faremo un altro service per lo screening cardiologico per i bambini delle scuole elementari e poi faremo altre piccole attività che sono di contorno in generale alla nostra attività annuale. Inoltre concentreremo i nostri sforzi su cercare di cambiare la comunicazione del Rotary, comunicare realmente quello che il Rotary fa e quello che il Rotary è, perché purtroppo la maggior parte delle persone non ci conosce, la maggior parte delle persone non sanno quello che facciamo e ci considerano in un certo senso una piccola setta di persone altolocate, e non è vero, questo non è vero, e l'errore forse sta nella comunicazione che abbiamo fatto negli ultimi 20 e 30 anni, e quindi ci concentreremo anche su questo tema, proprio perché vogliamo essere più vicini alla popolazione e alla cittadinanza e comunicare meglio quelli che sono i nostri service.